Una buona serata dal Circolo Stella Azzurra. Scendono in campo Roma Internazionale e Krezis per la quarta giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 5. Prova a costruire Krezis. Pallone sulla destra. C'è Corsi, il tiro e l'autogol di Scriccia Dante. Sfortunata qui la difesa della Roma Internazionale. 1-0 Krezis. Pallone sulla sinistra, male il disimpegno, c'è Corsi! Troppo facile, difesa della Roma Internazionale ancora complice. 2-0 Krezis. Angolo che va a battere Loreti, cerca Malardi ancora sulla sinistra da Loreti, cerca uno spazio, il tiro e il gol! Male Cadorni che si è fatto trovare impreparato sul suo palo. 3-0 Krezis. Prova ancora a costruire sulla sinistra, pallone perso, recuperato da Polvere. Polvere, mette il pallone al centro, arriva Palmisano, il sinistro, deviazione in corner. Angolo battuto corto, c'è ancora Loreti che trova il gol del 4-0, ancora Loreti. Pallone sulla sinistra, c'è Loreti, dentro per Malardi, Malardi è solo, si gira e arriva il 5-0, il gol di Malardi. Dietro a cercare Rodriguez, prova la conclusione ed è un gran gol di Rodriguez, rasoiata. Pallone perso ancora malamente, c'è Malardi a tu per tu, fa fuori il portiere e arriva il gol del 6-1, ancora Malardi. Costa sale palla al piede, trova ancora Malardi, se la sposta con la suola ed è davvero troppo facile per Malardi segnare il gol del 7-1. Pallone sulla sinistra, ancora Malardi, doppio passo, prova a tirare, eccolo! Ed è un gol fantastico con cui Malardi trova il poker personale. 8-1, gol meraviglioso. Lungolina per Malardi prova l'1 contro 1, si libera bene, pallone dentro, ancora Vittadello, c'è spazio anche per lui sul tabellino dei marcatori. 9-1. Riceve Parrini, ha spazio, prova la conclusione ed è il gol del 2-9. Finisce anche la partita sul gol di Parrini. Dunque terza vittoria per i Krezis che salgono a 9 punti in classifica. Rimane invece a quota 4 la Roma Internazionale.